questa preghiera che ci ha in qualche modo disposto l'animo all'ascolto, ci addentriamo ora più in profondità nella nostra meditazione sulla speranza. Per parlare di speranza, per calare questo concetto nell'attualità, è necessario, a nostro avviso, prendere consapevolezza che il momento storico che stiamo vivendo è forse più di altri contraddistinto dall'immagine della crisi. Una crisi via via declinata, a seconda dei casi, in ambito politico-sociale, economico, bellico, epidemiologico, climatico, ma che riguarda sempre di più anche la coscienza dell'essere umano. Ebbene, se volessimo sintetizzare in una sola parola questa nostra crisi moderna, insieme esteriore e interiore, il vocabolario biblico ci suggerisce un termine, Mabul, tradotto il diluvio universale. Come recita la Genesi, tra le cause scatenanti il Mabul, il diluvio, vi è la perversione della terra causata dall'uomo, una perversione ormai irreversibile che necessita quindi di una cancellazione e di un riavvio del sistema. Ancora più nello specifico, secondo un Midrashim, un commento ebraico, la causa scatenante del Mabul sarebbe da riscontrare nel chiese, ossia nella disonestà, o meglio ancora nella capacità di molti uomini di stare appena al di sotto della soglia della punibilità. Lo possiamo riscontrare anche nel nostro Mabul moderno, dove a livello ecologico vediamo per esempio tanti abusi edilizi, deforestazioni, avvelenamento e uso improprio dei terreni, mentre a livello etico-morale ci stiamo abituando a un linguaggio sempre più amplificato da social e talvolta anche dalla politica, contraddistinto da volgarità e falsità. Tutte cose che idealmente sarebbero da condannare, ma che col tempo vengono accettate come normali. Ecco che per evitare le acque della condanna, la soglia della punibilità viene posta sempre un gradino più in alto, pur sapendo che prima o poi i gradini finiranno e l'inondazione sarà inevitabile e definitiva. Dunque il diluvio, il Mabul, si scatenò per cancellare non la creazione in sé, bensì una creatura corrotta divenuta ormai incapace di gestire la propria libertà nei confronti degli altri uomini e nei confronti della terra. Non è questa però una condanna a morte dell'intera umanità da parte di un Dio giudice severo e vendicativo, perché, come sappiamo, a salvarsi è la famiglia di Noè, descritto come giusto nella sua generazione. Una volta resettato il sistema corrotto, il sistema può essere infatti ripristinato solo a partire da un giusto, capace di garantire di nuovo il patto di libertà e responsabilità dell'uomo con il creato. In conclusione, quella di Noè è a tutti gli effetti una narrazione di speranza, e commentare la sua vicenda, tra i tanti che seguiremo, potrebbe a nostro avviso fornire utili spunti per affrontare e superare anche le nostre crisi moderne. Veniamo per l'appunto al secondo brano, un brano che risale alla seconda guerra mondiale e che contiene una preghiera di un prigioniero di guerra, il tenente Albino Italo Stani, che proprio in un campo di prigionia avrebbe trovato la morte. Il suo grido di speranza per un ritorno a casa, per il raggiungimento di un porto sicuro, potrebbe essere stato idealmente innalzato dallo stesso Noè sull'arca, mentre era scossa dalle acque impetuose del Mabul. Come viandante sperduto, anche Italo Stani si imbatté in un diluvio, ma il suo spirito navigava al sicuro, in un'arca di nobilissimi valori, quali l'amor patrio e il generoso altruismo, che gli avrebbero valso il conferimento della medaglia d'oro al valor militare, finché la morte.
Signore, dammi la forza.